15ª edizione della Festa della Legalità a Favara, oggi è la giornata conclusiva di un percorso che ha visto le scuole di ogni ordine e grado partecipi a questo importante progetto per diffondere la legalità soprattutto sui ragazzi, quelli che sono il futuro della nostra terra. In questi giorni ogni scuola ha previsto e effettuato diversi importanti appuntamenti con incontri, presentazioni di libri, convegni proprio sui temi della legalità. Oggi è la giornata conclusiva con la presenza di tutte quante le rappresentanze delle scuole, delle istituzioni civili, militari, religiose e naturalmente della Protezione Civile, che è l'istituzione madrina di quest'anno. Il corteo partito da Piazza Don Giustino si è snodiato per la via principale di Favara per arrivare in Piazza Cavour, dove c'è stata appunto la cerimonia conclusiva, la deposizione della corona di alloro al monumento dei caduti e poi gli interventi di tutte le autorità per concludersi con la scopertura di quella che è il dipinto, ovvero che rappresenta la 15ª festa dedicata appunto alla Protezione Civile. 15ª edizione, Favara organizza ormai da tanto tempo questa iniziativa che non deve essere vista come una settimana di festeggiamento, di iniziative, ma come il finale di un anno intero di percorsi che insieme alle scuole, alle associazioni e alla società civile facciamo a Favara per ribadire e ristabilire quelli che sono i temi importanti. La cosa che a me piace dire in queste giornate è poter trasmettere ai ragazzi, che sono quelli che comunque il messaggio devono recepirlo, è quello di non rassegnarsi alle consuetudini, ai modi di fare. La legalità va perseguita e fatta ogni giorno e vi chiedo a tutti veramente di portare avanti delle parole chiavi. Io ho detto in tutte le occasioni, con la storia di Munnastate e Munnuè la dobbiamo finire, dobbiamo dare esempi concreti, dobbiamo essere per la trasparenza, per la legalità, per l'onestà, per i diritti ogni giorno, senza abituarci alle consuetudini, ai modi di dire e alle abitudini a volte tossiche che caratterizzano le nostre società. Un percorso di 15 anni, quello della Festa della Legalità, che non si è fermato, come diceva la speaker, nemmeno durante gli anni della pandemia, e questo a dimostrazione della capacità dei favaresi con tutte le loro componenti più virtuose che già citavi tu, dalle scuole alla Chiesa e soprattutto a quel fertile universo, quel fertile campo che è l'associazionismo. Ha portato avanti questa manifestazione con senso di responsabilità e impegno. Quest'anno, nonostante le previsioni meteorologiche non fossero delle migliori, siamo stati qui in piazza a dimostrare di essere un popolo, una comunità in cammino che vuole realizzare, vuole sanare insieme le fragilità del presente e guardare al futuro per trapiantare appunto nella realtà quotidiana le potenzialità che siamo in grado di poter realizzare in tutti i campi, nessuno escluso. E poi un giusto riconoscimento a te come organizzatore. Questo francamente mi ha riempito pieno di emozione, perché è un trofeo che porta il nome di un carissimo amico, Salvatore Cucchiara, che praticamente è venuto a mancare diversi anni fa, un validissimo vigile del fuoco, ma soprattutto un bravissimo cittadino, oltre che un bravo cristiano, perché si è distinto non solo nel lavoro, ma anche nella comunità e anche nel campo della fede, della spiritualità. La Protezione Civile, ente madrina della 15ª Festa della Legalità. Ho già avuto modo di esprimere il nostro compiacimento e la gratitudine nostra del servizio territoriale di Agrigento, ma anche della direzione regionale generale, per questa scelta che va, diciamo, a riconoscere un impegno che non è solo nostro, degli uomini proprio della Protezione Civile intesi come funzionari del Dipartimento, ma è un riconoscimento che va innanzitutto a tutto il mondo del volontariato, che in Italia è abbastanza
rilevante, possiamo schierare più di 1 milione di volontari, come tutti sapete, roba che per gli altri stati è inimmaginabile, va a tutte le strutture operative che concorrono nei momenti di disastri, nei momenti diciamo che fanno registrare eventi calamitosi, concorrono tutti alla salvaguardia e all'assistenza della popolazione e anche alla rinascita del tessuto sociale.